L'incontro di Gesù con Zaccheo segna la 31esima domenica del tempo ordinario, in questo anno C, in cui abbiamo privilegiato la lettura del Vangelo secondo Luca, Vangelo della misericordia. È un episodio splendido in cui l'Evangelista riassume alcuni temi molto importanti per la sua teologia. Gerico, dove avviene l'incontro, è l'ultima tappa del viaggio di Gesù verso Gerusalemme. E sappiamo che l'Evangelista Luca dà gran peso al tema del viaggio. Per 10 capitoli ha continuato a far riferimento a questo viaggio che Gesù compie dalla Galilea a Gerusalemme, perché è un viaggio spirituale. È il cammino del discepolo che insieme al Maestro va verso la croce, verso il compimento, e ascoltando il Maestro impara a diventare come lui. Zaccheo è il peccatore pentito, accolto dal Signore e trasformato. È un miracolo quello che è capitato a Gerico, ultima tappa prima della ultima ripida salita verso Gerusalemme. Zaccheo è capo dei pubblicani di Gerico. È quello che noi oggi potremmo definire un boss della delinquenza organizzata. È uno che ha fatto un contratto coi romani per riscuotere le tasse agli abitanti del suo paese. Il contratto con Roma prevede che egli versi all'erario statale una certa somma. Tutto quello che riuscirà a incassare di più sarà naturalmente suo guadagno. Appoggiato dall'esercito romano, Zaccheo ha sotto di lui diversi operatori fiscali che, come vere sanguisughe, cercano di fare soldi e di prendere quello che possono dal popolo. È comprensibile che sia odiato dagli abitanti di Gerico e che voglia essere fuori dalla massa della gente. Però è curioso di sapere chi sia questo Gesù di Nazaret. Ne ha sentito parlare e vuole vederlo senza farsi vedere. Pensa di rimanere fuori della storia, semplicemente soddisfacendo una propria curiosità, e sale su un sicomoro, una grande pianta con rami che si divaricano dal basso, per cui è facile per un uomo piccolo di statura, come era Zaccheo, salire a 1 o 2 metri di altezza in modo tale da superare la testa delle altre persone che facevano ressa intorno a Gesù. La sua meraviglia è grande quando Gesù si ferma e gli rivolge la parola e attira su di lui l'attenzione di tutti. Lo chiama per nome e usa il verbo dovere e aggiunge l'avverbio di tempo oggi. Sono tutti particolari tipicamente lucani. Gli dice Gesù: Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. È un devo teologico, è il progetto di Dio che porta Gesù proprio in casa di quel delinquente, uomo avido di guadagno, imbroglione, che ha fatto di tutto per ammucchiare soldi. Chiunque avrebbe detto che è incorreggibile, irrecuperabile un uomo così. Ma non Gesù. E si invita a casa di quel delinquente proprio perché vuole recuperarlo e sa che è possibile farlo cambiare. Zaccheo scese e lo accolse pieno di gioia, altro elemento tipico di Luca,
sottolineare il tema della gioia. Gesù è a pranzo in casa di quel imbroglione e quell'uomo di fronte alla persona di Gesù si scioglie, riconosce il proprio errore, come il pubblicano della parabola dice: abbi pietà di me peccatore. Dice a Gesù che intende cambiare vita. Restituisce quello che ha rubato e si impegna a regalare parte del suo patrimonio ai poveri. La gente è rimasta perplessa e meravigliata della scelta di Gesù. E Gesù però non cerca l'audience, non vuole seguire gli indici di ascolto e se anche lo disprezzano, va per la strada di Dio, che è la misericordia verso il peccatore. La salvezza è entrata nella casa di Zaccheo oggi, perché la salvezza viene adesso, si realizza nel nostro presente e la misericordia che il Signore fa non è una copertura benevola perché tutti continuino a peccare, ma è il cambiamento del cuore. Che un uomo come Zaccheo cambi è un autentico miracolo, è la misericordia di Dio che fa miracoli. La prima lettura è tratta dal Libro della Sapienza, un testo di teologia filosofica influenzata dalla mentalità greca, scritto ad Alessandria d'Egitto nel I secolo a.C. È uno degli ultimi scritti dell'Antico Testamento. Nei capitoli 11 e 12 il Libro della Sapienza fa una specie di digressione mentre tratta il tema delle piaghe d'Egitto, della liberazione degli israeliti e della punizione degli egiziani. L'autore, come in una lunga parentesi, tratta il tema della moderazione di Dio. Dio fa giustizia, ma con calma, in modo equilibrato, non interviene a gamba tesa, in modo duro, violento, non fulmina il peccatore quando pecca, porta pazienza, interviene con calma, aspetta il momento buono per il pentimento. È indulgente, è amante della vita, corregge a poco, li ammonisce, ricordando loro in che cosa hanno peccato. Il fatto che il Signore vada calmo nella punizione non significa che non ci sia giustizia. Il Signore è moderato ed equilibrato, interviene al momento giusto, ma l'obiettivo è essere santi. Ha pazientato con Zaccheo, lo ha aspettato e al momento giusto è intervenuto, non fulminandolo, ma convertendolo, cambiandogli il cuore. È questa la moderazione che il Signore Gesù ha messo all'opera. Ama tutte le cose, vuole bene agli uomini, è amante della vita, vuole la santità di ciascuno e interviene con dolcezza perché non ci vuole distruggere, ma salvare. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Diciamo così, commentando alcune strofe del lungo Salmo 144 che elogia il regno di Dio, il modo di regnare proprio di Dio. Il cuore di questo Salmo riprende una presentazione di Dio tipica del libro dell'Esodo. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Questo è l'atteggiamento che caratterizza il Signore e la misericordia è finalizzata al cambiamento della vita. Zaccheo lo dimostra. Come seconda lettura
iniziamo in questa domenica ad ascoltare il secondo scritto che l'Apostolo Paolo indirizzò alla comunità cristiana di Tessalonica. Dopo aver scritto la prima lettera, qualcuno fece circolare dei falsi e a nome dell'Apostolo andò a dire che la fine era imminente, che la venuta del Signore era già in opera, addirittura il giorno del Signore era presente, sconvolgendo la comunità cristiana di quella città. L'Apostolo scrisse una seconda volta mettendo in guardia da falsi e dice qualcosa che può essere utile anche a noi. Non lasciatevi confondere e allarmare né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra. Andateci piano con le rivelazioni, con le visioni, con le ultime novità, con quelli che sanno come sono andate le cose, come finirà il mondo. Calma, state a quello che è stato rivelato agli Apostoli, a quello che ha detto Gesù. Il Signore porti a compimento ogni proposito di bene e la vostra fede, e voi con pazienza attenetevi al suo Vangelo. Portate frutto con la misericordia che il Signore vi offre. Questo è importante, non sapere come finirà il mondo, senza andare dietro a pretese visioni o rivelazioni. Accogliamo la misericordia di Dio e cambiamo vita, come ha fatto Zaccheo. Questo è ciò che piace al Signore.